Approvate durante l'ultima finanziaria importanti misure al fine di promuovere, monitorare e garantire la sicurezza nelle aree rurali, colpite da reati contro il patrimonio e da atti vandalici che mettono a serio rischio il settore agricolo e l'incolumità dei cittadini. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, i dipartimenti regionali dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Sicilia offriranno un'opportunità per siglare protocolli d'intesa con le prefetture, i comuni, il Corpo della Forestale, le organizzazioni di categoria. L'obiettivo è legato al monitoraggio delle aree maggiormente colpite per la prevenzione e il contrasto di quei fenomeni di illegalità che, come si evince dai fatti di cronaca anche più recenti, hanno luogo in queste aree con costi altissimi in termini economici e di sicurezza. Sarà possibile, mediante un coordinamento e rigoroso accordo con le autorità preposte, usufruire nelle zone maggiormente colpite di un servizio privato di vigilanza campestre, guardie particolari e istituti di vigilanza, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini all'interno delle aree rurali. Negli ultimi anni si sono verificati tanti furti, troppi reati nelle zone rurali e dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana. È arrivato il momento, continua Pace, che la politica dia il proprio contributo alla salvaguardia dei cittadini. Con questo stanziamento vogliamo garantire maggiore sicurezza per tutta la popolazione che vive e lavora in queste aree e soprattutto per gli agricoltori che sempre più vedono saccheggiati i propri terreni agricoli e le proprie aziende.